raccontiamo un po' di verità su questo beat che si chiama Vendetta. Ci sta una società chiamata Bayer che produce l'oppio, anzi no, lo sintetizza, l'esomorfina. È uno sciroppuccio, guarda prima, guarda dopo, guarda quella lucina. Com'è bella la castorina, che ha fatto stamattina? Stava bene prima, capelli viola, capelli celesti, orecchino, tatuaggio, come ti vesti? Ah, non resti che sei testimone della gente che uccidesti. Ogni riferimento a persone è puramente casuale. Io sono il colpo letale, l'insulto supremo, la mossa finale, la fatality, vade a dove aliti, ho le ali qui. Sono l'angelo del male, l'angelo della morte, te lo devo portare. Questa è la storia finale, racconta della Bayer, una società che sta in Germania. Nazismo, non si dice azzicavo, che lo devo dire, guarda, vera chic illuminati come tu sì, ma se la piccola extra piccola, bella chic piccola. Ok, la Bayer è una società che fa gli sciroppi di desomorfina che vendono anche in Italia, pure senza prescrizione, basta che ti fai il giro di 10 farmacie, lo trovi il piccione che te la dà pure senza la ricetta. Questa è una cosa che succede, mica la invento, aspetta, è illegale, ma lo fanno lo stesso, se no com'è possibile che i sedicenni se lo possono fare? Sarebbe impossibile, sarebbe irreale. Io non l'ho mai visto fare, non voglio denunciare, questa non è una denuncia, io non sto dicendo che l'ho visto, è una cosa che immagino. Ok, è facile mo che dei sedicenni diventano dipendenti di questa cosa, perché? Perché c'era uno supero di oppio che proveniva dalle guerre e si doveva smaltire. Tu sei una rotella di questo game, ok? L'etichetta discografica ha detto che ti dovevi vestire così e parlare dello sciroppuccio, ok? Come Carter, il documentario di Lil Wayne. Io lo so, io ho scoperto le carte, ho scoperto il New World Order, calcio in bocca a Bush, come sul documentario epico ho fatto. E tu l'hai visto? Che hanno dovuto mettere la scritta di Wikipedia sotto, se no si vede che li ho uccisi, si vede che l'ho ucciso. Ok, è già scritto, è già visto. Ah, ti eblisso, io mo ti bisso, ti inabisso, ti bisso, cioè 2 volte, 3 volte ti trisso. E tristo metitore di quelli che stanno in ascolto. Ogni riferimento a cose e persone è del tutto casuale, capito? Io non dico le brutte parole, non l'ho mai fatto in registrazione.